È un'avventura importante, è un'avventura che noi come Comune seguiamo molto da vicino, abbiamo dato la nostra più ampia collaborazione, continueremo a darla, Presidente, perché il Calcio Padova, ripeto, è un bene di tutti i cittadini padovani. Padova ha una tifoseria che sa, anche nei momenti difficili, stringersi attorno alla società, stringersi attorno alla città e ripartire. E questo è quello che noi dobbiamo fare, l'auspicio è quello di avere delle grandi soddisfazioni. Mi è piaciuta la dichiarazione fatta, credo, da Sogliano, che ha detto l'obiettivo è vincere la prima partita. Mi piace come dichiarazione, la sposo, la faccio mia. È chiaro che dopo la prima partita bisogna vincere la seconda, la terza, la quarta, la quinta e andiamo avanti così. Comunque no, io credo che ci sono le basi per costruire qualcosa di importante e mi fa piacere essere al fianco del Presidente in questa presentazione. Grazie molto. Grazie Assessore. Siamo qui per presentare questa campagna abbonamenti 2019-2020. Non si può non partire su una piccola riflessione su quanto è accaduto l'anno scorso, quest'anno calcistico appena trascorso. La speranza, il desiderio di passare dei momenti gioiosi, felici nel vedere la propria squadra imporsi nei terreni di gioco di Serie B era grande, era molto intensa quando i nostri più di 5.300 tifosi si sono iscritti e abbonati per partecipare a questa festa che doveva essere il campionato appena trascorso. Le prime due giornate in parte davano ragione di questa tensione ad avere dei momenti gioiosi, felici. Poi però lungo il trascorrere del campionato abbiamo potuti vissuto dei momenti di delusione, di sofferenza, direi non tanto e solo per le sconfitte, perché queste c'erano, possono anche essere, si può certo avere del rammarico per una sconfitta, ma direi qualcosa ancora di più profondo ha accolto secondo me il cuore nostro e di tutti quelli che hanno a cuore il biancoscudo. Direi quasi che c'è stato un senso di abbandono, quasi un senso di, per dirla con una parola grossa, di tradimento. È come se quando uno vuole bene a qualcosa, si affeziona, dà tutto a qualcosa di caro e vede che questo amore non è corrisposto, c'è qualcosa che non, il feeling che uno vorrebbe essere ricambiato, avere delle soddisfazioni da chi uno ripone il proprio affetto, questa cosa non ci fosse stata, si andasse via via scemando e soprattutto anche gli episodi nell'ultimo periodo del campionato hanno proprio, come dire, caratterizzato questo senso di tradimento, proprio come fra due che si vogliono bene sentirsi traditi. Ecco, oggi secondo me il senso di quest'annata appena trascorsa è stato sì un anno di delusione, ma ancora più profondo, proprio a livello di sentirsi traditi nelle cose che il biancoscudo, che uno ama veramente. Quest'anno vorremmo vedere un film diverso. Vorrei farvi vedere il trailer di questo film. Basterà vedere un
Poi fa circolare. È questione di fede il film che vorremmo vedere. Dico subito, fede per chiarezza, non tanto nel senso di fede, di una fede religiosa, ma di fede nel senso di legame, di fedeltà, di qualcosa che unisce. Se vedete nella fede, appunto, nella fede nuziale lì presente c'è una data che è la data del 1910. Noi abbiamo un legame storico importante, è per questo che amiamo questa cosa, perché è iscritta nel DNA di questa città, nel DNA di chi ha amato e sta amando i colori biancoscudati. Per cui oggi noi come società, noi che la stiamo oggi rappresentando e portando avanti in questo nuovo campionato, sentiamo veramente importante questo tipo di legame. Non vogliamo che ci siano altri tradimenti. A livello societario questo lo abbiamo portato avanti organizzando la società in maniera manageriale, creando una sostenibilità perché questa società si mantenga e possa rimanere e svilupparsi nel tempo e non crolli come anche in tante altre piazze in questi ultimi mesi abbiamo visto. Abbiamo da un punto di vista sportivo iniziato prendendo un direttore sportivo, Chansoliano, che è uno dei più importanti nel settore e che sta operando bene in questa campagna acquisti in questo periodo. Abbiamo preso un allenatore che ha calpestato i campi più importanti possibili e conosce veramente il calcio e anche se non allenando in prima persona però ha una capacità e qualità che andremo sicuramente ad apprezzare. Abbiamo investito anche in una figura importante nel settore giovanile che è l'anima della nostra squadra e quella che servirà per creare i futuri campioni del domani in Carlo Sabatini, ben conosciuto qui a Padova, è persona di alta qualità e stand umano e stiamo oggi allestendo una squadra che sarà sicuramente protagonista. Come diceva l'assessore, il nostro direttore sportivo ha detto che vogliamo vincere assolutamente la prima partita di campionato. È vinta la prima, vincere la seconda e così via. E così come anche l'allenatore Sullo mi è piaciuto molto e penso sia quello che dobbiamo vivere in quest'anno, che alle 11 del mattino dobbiamo avere la tensione, il desiderio e non vedere l'ora di andare a vedere la partita, perché avremo una squadra e vorremmo avere una squadra che se la gioca tutta fino in fondo con talento e con fame, come diceva l'allenatore. Per cui a tutte queste nuove opportunità, a queste nuove partite che andremo a fare, non può mancare chi ha a cuore il biancoscudo, chi ama veramente questa squadra. Per questo come campagna abbiamo fatto in modo e stiamo facendo in modo di permettere a più gente possibile di poter partecipare. Faccio solo un piccolo accenno su uno dei motivi di questa campagna, poi dopo Enrico la spiegherà meglio in dettaglio, ma per favorire e per permettere a tutti quelli che ci hanno seguito in questi anni e soprattutto i 5.000, oltre 5.300 tifosi che ci hanno seguito quest'anno, abbiamo pensato di favorire uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto dell'abbonamento che è stato fatto quest'anno, il che vuol dire avere un prezzo di accesso al proprio posto già avuto quest'anno a un prezzo inferiore all'annata trascorsa ultima in C, quindi un prezzo ancora più competitivo, in modo tale che si possa ripartire insieme, riamare e ricominciare per quegli orizzonti che questa squadra merita. Lascio a Enrico che spieghi in dettaglio. Allora, per quanto riguarda la campagna abbonamenti ci siamo concentrati sulla
sul tentativo e l'opportunità di riconquistare i nostri 5.300 tifosi della scorsa stagione sportiva, facendo uno sconto del 50% e attivandoci sui settori fattori Ovest, Est e Tribuna Family con questa promozione. Chiaramente è una promozione che dal 12 luglio al 13 agosto, quindi sono circa 30 giorni, darà modo a questo grosso blocco di poter riconfermare il proprio posto, quindi ci sarà prelazione del posto per questo lasso di tempo, e che vedrà l'opportunità appunto di poter acquistare in questa prima fase al 50% l'abbonamento. Mentre per poltrone biancoscudate e vecchie glorie la riduzione del prezzo sarà del 20%. Chiaramente tutto questo sarà visibile all'interno del nostro sito www.padovacalcio.it e dei nostri social. Ci sarà poi una seconda fase dove la riduzione del prezzo passerà dal 50 al 30% per tutti gli abbonati, che noi chiamiamo fedelissimi, abbonati chiaramente della vecchia stagione, e che in buona sostanza vedrà una serie di iniziative verso determinati target. Abbiamo cercato di creare delle opportunità commerciali per quanto riguarda un po' l'acquisto dell'abbonamento, che si potessero rivolgere a target come le donne, gli over 65, i giovani dai 14 ai 24 anni, tutti gli affiliati CONI, quindi tutte le persone che sono in possesso di una tessera di una federazione sportiva, presentando quella avranno diritto a uno sconto che arriva al 25%. Abbiamo pensato chiaramente a delle opportunità verso i diversamente abili, verso i disoccupati, e da qui inizieranno tutta una serie di ulteriori promozioni che saranno magari specifiche per determinati target, che potrebbe essere la famiglia, che potrebbero essere gli studenti, che potrebbero essere le scuole, che potrebbero essere magari anche azioni legate ai nostri sponsor, che per esempio oggi sono qui presenti e poi presenteranno anche loro delle opportunità commerciali legate all'abbonamento. Mi sento di dire un'altra cosa importante, che nella collaborazione con la città manteniamo il prezzo del biglietto a tutti, quindi parliamo di biglietto durante la stagione sportiva, a tutti gli universitari a 5 euro, sempre nei settori fattori, Est, Ovest e Family. Questo è un prezzo molto accessibile e che vede un'apertura verso appunto gli universitari. Ci sarà poi anche quest'anno una forte attenzione per quel che riguarda tutti gli abbonamenti corporate verso il mondo delle aziende. L'anno scorso ha visto il record assoluto con la nuova disposizione delle zone delle tribune, della vecchia tribuna d'onore, che si è un po' andata a scindere in 3 parti, ovvero tribuna premium 1910, tribuna biancoscudata e tribuna vecchie glorie. È una tribuna centrale che avrà appunto darà l'opportunità a tutte le aziende di poter acquistare degli abbonamenti o singoli o a pacchetto, che saranno interamente deducibili e quindi saranno fatturati alle aziende con un rapporto che non sarà solo quello della seduta semplice, ma che avrà anche altri servizi. Quindi oltre ad avere una seduta un po' particolare, a volte avrà anche il parcheggio riservato all'interno o all'esterno dello stadio, piuttosto che avrà l'opportunità di avere l'accesso alle aree di hospitality, quindi a un'area buffet abbastanza importante all'interno della nostra nuova lounge Calcio Padova, dove qui magari le aziende possono anche creare degli eventi durante l'anno e dove stiamo cercando di implementare come servizio sempre verso le aziende e quindi questo ambiente che abbiamo fatto grazie anche alla collaborazione del Comune servirà ancor di più
per incentivare quelle che sono le politiche diciamo di abbonamento corporate e abbonamenti aziendali. Ho parlato appunto di due fasi, una prima fase che va dal 12 luglio al 13 di agosto e dal 19 agosto partirà la seconda fase che appunto prevederà altre iniziative che non sono più previste per i fedelissimi ma saranno aperte a tutti. Campagna abbonamenti che rimarrà aperta fino al mercoledì antecedente la prima partita in casa, quindi quella è una data che ad oggi non abbiamo ancora a calendario, però è tutto ben definito in questo senso. Lascio la parola a Riccardo Zanetto, responsabile della biglietteria, per alcuni dettagli tecnici che riguardano poi la Bianco Scudati Card. Prego. Sottolineiamo che è un nuovo modo, adesso Sì, era forte. adesso lo dice lui. Ma dopo lo Okay. Allora, buongiorno a tutti. Quest'anno la novità è quasi un ritorno al passato che viene implementato. Si torna alla prima fase dedicata esclusivamente ai vecchi abbonati della scorsa stagione, che potranno quindi rinnovare nell'arco del circa mese che abbiamo detto, dal 12 di luglio, che sarà venerdì, al 13 di agosto, il loro settore fila e posto che occupavano nel corso della passata stagione. Per farlo basterà semplicemente che si presentino con la loro supporter card o la loro fidelity card, che ho portato, se qualcuno vuole inquadrarle. Sono le uniche due tessere attualmente valide che abbiamo. Non esistono più invece le vecchie tessere Io Bianco Scudato e tutto quello che le precedeva. Con questa tessera potrà venire il vecchio abbonato, potrà anche eventualmente delegare una terza persona. Tessera più fotocopia del documento. La novità, oltre alla fase di prelazione dedicata esclusivamente, che era un po' di anni che non facevamo, ai vecchi abbonati, è quella delle sedi in cui andiamo a muoverci, e cioè avremo intanto una nuova sede all'interno dello stadio, che non sarà più la vecchia sala stampa, ma sarà appunto la lounge o sala hospitality, che dir si voglia, dalla quale avremo accesso dal ingresso E dello Stadio Euganeo, che è quello della tribuna Family. In sede l'orario è dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 13. Poi tutto sarà più chiaro ovviamente nel nostro sito web. Oltre alla sede abbiamo lo store, che sarà aperto fin dall'inizio della campagna abbonamenti e per tutta la durata, e resterà aperto anche nei giorni in cui in sede non si potrà accedere per concerti vari come quello del 20 di luglio o per eventuali partite casalinghe. Abbiamo poi i punti vendita che fino adesso si erano mossi solo con i biglietti e invece, come in passato, tornano anche loro a darci una mano negli abbonamenti. Ne abbiamo 4 sparsi per il comune di Padova, ne abbiamo uno ad Abano, ne abbiamo un paio a Cittadella, uno a Galliera Veneta, notizia fresca ne abbiamo uno anche a Piazzola e prossimamente speriamo di averne uno su Este. Oltre ai punti vendita ci muoveremo quest'anno di nuovo anche sul web, quindi uno comodamente da casa potrà rinnovare il proprio abbonamento essendo in possesso della sua tessera, inserendo i dati. Poi ci sarà tutta la procedura che verrà indicata sempre sul nostro sito. Il sito sarà quello di sport.ticketone e lì ci saranno comunque tutte le informazioni del caso. Dopodiché ci sarà questa seconda fase dove invece si ridurranno un po' le possibilità a disposizione del tifoso, nel senso che chi sarà in possesso delle tessere che ho mostrato potrà andare in tutti questi punti a fare l'abbonamento nuovo, mentre invece chi non è in possesso della tessera o la fa preventivamente sul web, sul sito ticketone.it, o eventualmente deve passare in sede o al Padova Store per sottoscriverne una e a quel punto sottoscrivere di conseguenza anche l'abbonamento. Noi restiamo a disposizione, c'è il numero di telefono, ci sarà un ragazzo preparato che risponderà
siamo a disposizione via mail al sito della biglietteria o eventualmente sui canali social, poi il collega mi riferirà. E ecco, massima apertura, abbiamo dato un sacco di canali quest'anno, quindi il nostro desiderio è che tutti e 5.000 più ulteriori nuovi tornino a far parte della nostra squadra, e è questione di fede. Allora, come ha ricordato Riccardo, l'enorme cambiamento sta appunto sull'opportunità di potersi abbonare direttamente dal sito online, quindi uno sforzo che è stato di arrivare a riconoscere dal punto di vista tecnico questo tipo di azione. Il Presidente ha fortemente voluto accorciare quelle che sono le distanze riguardo appunto questa opportunità. Grazie appunto alla disponibilità dell'ufficio biglietteria siamo riusciti a trovare il sistema adeguato per poter appunto permettere di effettuare l'abbonamento con un click semplicemente da casa. Passo la parola al Presidente di Patavion Energia, Roberto Federico, che vi illustrerà un po' un'iniziativa in combin con la campagna abbonamenti, e quindi lascio la parola a lui. Bene, grazie della parola, ringrazio tutti i presenti, soprattutto gli esponenti e i tifosi, e ringrazio il Presidente per il nostro percorso, ringrazio Enrico per la disponibilità concessaci e ringrazio soprattutto la famiglia Bonetto, che comunque ci ha permesso di poter entrare nel contesto di un evento sportivo ovviamente del Padova. E io cosa posso dire? Noi in realtà siamo entrati grazie alla famiglia Bonetto, è un'esperienza nuova per noi, però comunque noi da padovani e da buoni padovani ci fa solo che piacere di poter entrare in questo contesto, e non posso che dire solo che speriamo che la nostra energia serva anche alla squadra e ovviamente al contesto per dare ulteriore impulso, e ringrazio tutti comunque per l'opportunità e lascio la parola al mio responsabile commerciale, che magari vi illustrerà un attimo le nostre offerte. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Noi ovviamente vogliamo sostenere la squadra e la sosteniamo appunto con il programma di sponsorizzazione di cui appunto siamo qui oggi testimoni, e soprattutto abbiamo poi voluto offrire a tutti quelli che saranno gli abbonati del Padova Calcio un'iniziativa particolare dedicata a loro, qualcosa che potesse aiutare per quello che possiamo fare ad accelerare e a migliorare questo processo di fede che va consolidata. Noi abbiamo deciso che per tutta la durata della campagna abbonamenti, per tutti gli abbonati del Calcio Padova che ne faranno richiesta, sarà loro concessa un'offerta per l'energia elettrica di casa che ha abbastanza dell'incredibile nello scenario attuale, che è quella di regalare un mese di energia ogni 6 mesi di fornitura, fin tanto che l'abbonato rimane con noi. Quindi paradossalmente avrà un mese di energia gratis ogni 6 mesi per sempre, solo ed esclusivamente se ha l'abbonamento Calcio Padova. Quindi questa è l'iniziativa che è già attiva da oggi fondamentalmente, e sarà di concerto con la campagna abbonamenti, quindi la chiuderemo nel giorno in cui chiuderemo la campagna abbonamenti. È una questione di fede. È una questione di fede. Grazie. Passo la parola anche al Presidente Largo, di Autobase di Albignasio Padova, per quanto riguarda l'iniziativa messa in campo da loro a favore degli abbonati. Grazie. Io intanto volevo ringraziare il Presidente per l'opportunità che ha dato ad Autobase, volevo ringraziare anche la città di Padova nella persona dell'assessore Bonavina per l'ospitalità, e mi riallaccio alle parole iniziali dell'assessore. Il Calcio Padova è un patrimonio della città. Nel suo piccolo Autobase quest'anno festeggia i 40 anni di attività
come concessionaria Renault nella città di Padova. Riteniamo di essere diventati un punto importante, un riferimento per i nostri clienti, e proprio in quest'ottica abbiamo iniziato a seguire l'avventura del rinato Calcio Padova fin dal 2014, fin dall'inizio, dalla ripartenza, diciamo. E continuando nel rapporto che oramai ci vede fedeli sostenitori dell'attività della società, quest'anno, per tutta la durata della campagna abbonamenti, abbiamo pensato di offrire ai nostri clienti che arriveranno in azienda a comprare un'auto a chilometri zero, abbiamo pensato di offrire un abbonamento per tutta la stagione nella tribuna ovest, nella tribuna est e nella tribuna fattori. Ecco, direi che questo è un segno importante da parte di Autobase di fiducia e di anche stimolo nei confronti della società del Calcio Padova per continuare insieme un cammino verso dei successi che la società si merita, la città si merita, e a noi piacerebbe essere partecipi di questi successi futuri che sicuramente porteremo avanti. Ecco, semplicemente questo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. C'è la chiusura, Presidente. Sì, volevo ringraziare voi per queste offerte che avete accompagnato e messo a disposizione di tutti tutti gli abbonati. La possibilità per le aziende di legare il proprio marchio al marchio storico, al brand Calcio Padova, è qualcosa di unico, perché 1910, 2019 adesso 2020 è qualcosa che è un filo storico, e quindi la possibilità di sentire un'emozione e legare il proprio prodotto a un'emozione fa sì che il proprio prodotto possa davvero essere venduto, valorizzato e considerato molto meglio che in forma anonima quello che succede oggi. Per cui ringrazio tutte le aziende che ci hanno confermato e che partecipano con noi a questa avventura, e invito tutti i tifosi a seguirci, a esserci al nostro fianco e partecipare insieme a questa avventura di rinascita, e con la fede, il supporto e l'amore che hanno sempre dimostrato per questi colori del biancoscudo. Grazie a tutti. Grazie Presidente, grazie. Ci sono anche i rappresentanti dell'ICB. Volevo ringraziare anche i rappresentanti dell'ICB e delle varie associazioni di tifosi che hanno avuto la gentilezza di poter partecipare a questa manifestazione, a questa conferenza, e andiamo avanti insieme per le prossime vittorie. Grazie a voi. Domande? Almeno un obiettivo minimo per quest'anno. Faccio rispondere al Presidente, perché io pedalo per cercare di raggiungere poi l'obiettivo che mi dà. No, non ci siamo nessun obiettivo minimo. Vorremmo che, e non vedrei il motivo per cui non partecipare a questa opportunità. Certo, non siamo in Serie B, siamo in Serie C. Il campionato di Serie C quest'anno, con la caratura delle squadre presenti, è un campionato importante, sicuramente spettacolare, e la possibilità di tifare insieme, di condividere insieme questa strada, secondo me è qualcosa di importante,
che è un'esperienza che vale la pena fare. Restare alla finestra o non partecipare è un peccato, è un'occasione mancata. Per questo abbiamo fatto una politica di prezzi che sia adeguata a favorire la partecipazione di tutti, e ci contiamo che ci sia l'adesione adeguata per questa opportunità. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.